Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. Manuela Levorato, la domanda spontanea è: che analogie ci sono tra l'atletica e lo sci? Direi parecchie, perché è uno sport per eccellenza adrenalinico, individuale, e hai un cronometro che ti aspetta sempre in fondo. Lei ha cominciato a praticare lo sci non diciamo giovanissima, nel senso dopo i 40 anni se n'è appassionata. Sì, guarda, voglio anche aggiungere che sono sport che si fanno meravigliosamente all'aria aperta, che secondo me è un surplus per fare attività sportiva. Io ho iniziato purtroppo molto tardi, avrei voluto sciare da tutta la vita, però i miei preparatori avevano paura che io mi potessi fare male e spezzarmi una gamba, e non sarebbe stato il caso, visto la mole di lavoro che c'è dietro a un atleta che lo fa per professione. Però vi posso dire che quando ho smesso mi sono lanciata e ho abbracciato lo sci a piene mani, tant'è che poi ho portato tutti i miei 3 figli che hanno iniziato da subito, da piccolissimi, e mi godo delle gran belle sciate col maestro, perché poi insomma è un po' più faticoso dai grandicelli, ma io ho scoperto un mondo, questo scivolare, è una cosa fantastica, l'ho sostituito al mio correre veloce. Ecco, che cosa pensa del fatto che così tanta gente in una città d'acqua come Venezia pratichi lo sci? Allora, parlando con Marta, la presidentessa provinciale veneta e veneziana, mi sono davvero sorpresa per i numeri incredibili che ha lo sci veneziano. Infatti prima, durante la presentazione e le premiazioni, ho fatto questa battuta: noi qui, io poi da veneziana, ecco, qui abbiamo tanta acqua, e loro sono riusciti con questi numeri incredibili a trasformare l'acqua in soffici fiocchi fatti di tanti sogni. E penso che questo sia un comitato, quello veneziano, che sa lavorare molto bene con i suoi giovani. Un'ultima cosa, che cosa vuole consigliare a chi vuole intraprendere un'attività sportiva di qualsiasi tipo a livello agonistico? Beh, innanzitutto l'importante è trovare qualcosa che piace, che oggigiorno insomma non è semplicissimo per i giovani, che hanno veramente tante distrazioni, diciamo. L'importante è qualcosa, una disciplina, uno sport, ce ne sono per tutti i gusti dentro di noi, insomma c'è sempre qualche attitudine, e noi siamo anche fortunati perché la Regione Veneto veramente ha l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda l'attività sportiva, ma come amo tanto dire anche nelle scuole, è l'importante davvero fare movimento e farlo per tutta la vita.